Veritas, servizio ingombranti, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chiamo perché vorrei prenotare il ritiro di un ingombrante. Sa che può contattarci via mail, vero? A me è un mondo complicato, farò prima col telefono. Ok, da dove chiama? Come da dove chiamo? Da Chioggia! Avevo come il sospetto, Il suo nome? Felice e fortunato, ma tutti mi chiamano Cicci. Ok, benissimo signor Cicci, però se vuole che trovi la sua utenza, mi servirebbe anche il suo cognome. Boscolo! Oh, Boscolo a Chioggia, a trovare, che ne sarà 1 miliardo. Dunque, scusi, Boscolo? Boscolo Granchio Blu. Noi siamo un ramo nobile della famiglia. Certo, senta, mi dà anche l'indirizzo? Calle di Sfoggi 23 Chioggia. Dunque, Boscolo Contadin, Boscolo Brasiola, Boscolo Canestrelli. Cioè, guardi che a quell'indirizzo non mi risulta nessun Boscolo Granchio Blu, Scusi, ma lei è sicuro di vivere lì? Come se sono sicuro? Vivo là da una vita, mi mangio là col nonno, dormo là col nonno, guardo la televisione col nonno, tutto dentro quella casa col nonno. Ma mi scusi, ma la casa a chi è intestata? A nonno! E allora se vuole prenotare il ritiro di un ingombrante deve darmi i dati del nonno. È il dolore che glielo dico! Come si chiama il nonno? Pietro Amedeo Garibaldi Boscolo. E ora torniamo come prima, no? Mi scusi, immagino che anche suo nonno avrà un soprannome, quindi è detto... E certo, lui è Pietro Amedeo Garibaldi Boscolo Garusolo. Boscolo Garusolo. Ah, ecco, l'ho trovato. E Calle dei Sfoggi? E per forza! È quello che ha il codice utente 1648 91 33 e il numero di contratto 774 e modo di seri. Scusi, ma lei ha i codici? Ma perché non me l'ha detto prima? Perché non me lo ha domandato? Amici, sia che telefoniate a Veritas o vi rivolgiate direttamente ad uno degli sportelli, dovete avere sempre con voi 2 numeri essenziali, senza i quali è difficile risalire alla vostra identità o al luogo dove viene effettuato il servizio. Questi numeri li trovate nella seconda pagina della bolletta. Dove creiamo una bolletta qua? Eccola qua. Ecco la bolletta! Ecco qua. Noi questi numeri ve li abbiamo evidenziati. Dunque, il primo è il codice utente che dice chi sei. Il secondo è il numero di contratto e serve a capire dove Veritas fornisce il servizio. Averli sempre con voi, comunque averli presenti, farà risparmiare un sacco di tempo agli operatori e soprattutto farà risparmiare del tempo a voi. A voi. Che pega di spiegare. Allora adesso, caro signor Felice Fortunato Cicci Boscolo Granchio Blu, ecco, adesso che abbiamo tutti i dati del nonno, io le fisserei il ritiro dell'ingombrante per il giorno, giorno 16 alle ore 9, presso via degli Sfoggi 23. Che è casa del nonno. Nome sul campanello? Pietro Amedeo Garibaldi Boscolo detto Garusolo. È il nome del nonno. Perfetto, senta, un'ultima cosa, mi può indicare qual è l'ingombrante da ritirare? È il nonno!